piccola Cecilia, che sarei io. Alessandro Manzoni. C'era una volta Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni era un bambino che faceva la terza D. Alessandro Manzoni era il numero 10 sul registro e siccome erano in 20 nella sua classe, quando la maestra interrogava puntava sempre il dito a metà e beccava sempre Alessandro Manzoni. Siccome Alessandro Manzoni era un bambino che doveva prendere sempre dei bei voti, perché la mamma se no non lo faceva giocare, passava tutto il pomeriggio a studiare e così non riusciva mai a giocare. Quando per Santa Lucia gli altri bambini portavano a scuola i regali che avevano ricevuto, lui non poteva portare mai niente perché siccome non era riuscito a giocare, Santa Lucia aveva pensato che era anche inutile regalarglieli. Alessandro Manzoni era così diventato grande senza sapere giocare. Infatti, quando la maestra in classe legge Promessi Sposi, tutti i bambini dormono che sembrano morti